Ieri avevo le lumache, oggi le farfalline. Ma niente orso. Ah. Buongiorno, giorno 23. Ciao belli! Non mi ricordo se ho fatto video oggi dove vi raccontavo che mi sono svegliato lì del Forte Mero ed è stato un bellissimo risveglio. Ho trovato un sacco di farfalline che vi ho mostrato, questo me lo ricordo, e poi sono sceso verso il tonale, però non ho raggiunto il tonale, sono stato più in alto, c'è proprio una bella strada forestale che ci passa sopra e che arriva più o meno fino a Ponte di Legno, dove sono appena arrivato. Molto carino, tra l'altro, si nota già una certa differenza nello stile. E adesso sto cercando un posticino dove prendere un po' d'acqua, ma ho visto che c'è una fontana un po' più avanti e dove mangiare qualcosa per pranzo. Ah, che carino! Strabello. Bene, anche oggi abbiamo trovato il percorso ciclovia dell'olio. Possiamo fare la pasta aglio, olio e peperoncino. E sarà leggermente più lunga della strada, però è molto più carina. Eccoci, sono le 4 e se non fosse per il mal di schiena potrei camminare ancora all'infinito, veramente. È un dolore, penso, muscolare a livello nella parte centrale della schiena, che però mi rallenta parecchio. E vorrei fare ancora un 16 km oggi perché, come vi ho detto, o forse no, vorrei arrivare a Sondrio dopo domani mattina. E quindi vorrei fare 30 km in totale oggi e 30 domani. Spero di riuscire. Là c'è un cane. E forse piove. Comunque mi sono staccato un attimo dalla ciclabile dell'olio, che fa un giro leggermente più largo, vado verso Vezza d'Olio per poi ritornare, penso, sulla ciclabile più in avanti. È pazzesco, mi sono fermato un attimo a mangiare un gelato ed ero sotto una tettoia e ha slavinato per tipo 2 minuti, tempo di finire il gelato. Adesso sono ripartito in marcia, mancano 3-4 km, sta gocciolicchiando e praticamente sto camminando in una strada che è completamente alberata o quasi, e quindi sono praticamente tutto il tempo protetto dalla pioggia, che comunque è veramente poca al momento, anche se potrebbe aumentare. Ecco, alla fine ho dovuto sì mettere l'impermeabile e mi sono anche preso una bella bagnata, però ho camminato fino a... non mi resta questo nome, al paesino che volevo raggiungere, e qui ho visto un gazebo, ho chiesto se potevo mettere la tenda sotto e mi hanno mostrato questa legnaia, parcheggio, garage, che è ancora meglio, molto asciutto e coperto, quindi anche stanotte niente pioggia. Buongiorno, ciao bellissimi, giorno 24. Stanotte alla fine ho dormito molto bene e sono riuscito ad addormentarmi subito alle 10:30 e ho dormito tutta una tirata fino alle 6:30 del mattino, quando poi dei cani hanno iniziato ad abbaiare. Però mi sento riposato. I vestiti non si sono del tutto asciugati,
soprattutto la maglia è ancora bella umida, però fa caldo nonostante sia nuvolo. Caldo giusto, è la temperatura perfetta per camminare. Quindi teniamo i vestiti asciutti e durante il giorno indosso quelli un po' più bagnati, così di notte sono bello caldo. Oggi dobbiamo raggiungere Ponte in Valtellina perché c'è una persona che mi può ospitare. Sono 28 km, ieri alla fine ne abbiamo fatti 35, quindi ho buone chance di arrivarci anche se sono un po' stanchetto. E poi il giorno dopo sarà molto rilassante perché faremo solo 10 km fino a Sondrio. Eccoci! Non mi ricordo se ho fatto un video alla fine stamattina o no, ma stavo per dire che ero contento che non pioveva. E invece ho fatto 10 km sotto la pioggia e stavolta pioveva bene. Però non sono del tutto soddisfatto né dell'impermeabile né delle scarpe, perché l'impermeabile comunque qualcosina passava. Infatti sotto ero bagnato, umido, non zuppo, però abbastanza bagnatino. E le scarpe sono durate tanto, però dopo questi 10 km ha iniziato a passare acqua anche sotto e quindi adesso ho i calzetti un po' bagnati. Non sono strafondi e non mi schizza l'acqua da tutte le parti, però comunque sì, è stata solo una mattinata. Se avessi dovuto camminare tutto il giorno o per più giorni, non so, forse dovrei cercare un upgrade. In ogni caso ho superato Aprica o Aprica, non ho visto come si dica. Ho fatto anche la rima. E sto andando in direzione di Ponte in Valtellina. Basta. Questo sentiero è interessante. Questo percorso è uno spettacolo, l'unico problema è che mi rallenta parecchio, ma guardate qua che roba. Spettacolo. Ciao a tutti. Ciao. Oggi super sorpresona, proprio casuale e spettacolare. Praticamente stavo passeggiando lungo la statale quando mi sono visto una figura che mi sembrava nota. L'ho riconosciuto ed era Nazario Nesta. Avete presente il ragazzo che nel 2019 ha fatto il perimetro estremo dell'Italia, 11.000 km a piedi? È stato 1 anno e 5 mesi e si è fermato qui, proprio a Chiuro, dove passavo per caso, per 70 giorni, 75 giorni, e perché era stato bloccato durante il periodo della pandemia. E ha costruito una capanna. E io non sapevo che fosse questo il paesino, quindi vedermelo camminare incontro è stato una, non so, un'emozione. E adesso mi ha portato alla sua capannetta. Ora vi faccio vedere, ve lo faccio conoscere, vi faccio vedere il suo rifugio. Ormai è uno di casa qua. Eccoci qua, ci addentriamo un po' nella selva. Già mi piace. Eccolo! Salve! Ciao, ciao Che Millo! spettacolo! Ciao a tutti! Ciao! Va bene? Allora, già che siamo qua, direi che è il caso di farvi vedere un po'. Facciamo giusto un tour veloce della casa, però se volete vedere bene, cioè andate sul suo canale che ha fatto 1000 video al riguardo ed è fighissimo. Allora, questa è la camera da letto, come si può vedere sembra stracomoda, oltre che ben coperta. Diciamo che è tutta la casa. Beh, questa è la sala da pranzo, Sì. e la living room. E questa è la cucina. Cioè, questo è spaziale, bellissimo. La moka soprattutto. E qui abbiamo anche il salotto. Anzi no, lo studio, perché è dove Nazario monta i video, mi ha detto. Ah, guardate, qua dentro c'è anche la legnaia. Mamma mia, più attrezzato di casa mia. Spettacolo, veramente. Grazie. Buongiorno, ciao belli.
Giorno 25 e si riparte da Ponte in Valtellina. Ieri ce l'ho fatta, sono arrivato stanchissimo, però ne è valsa la pena e anche la sfida dei 120 km in 4 giorni l'abbiamo fatta, che per me è tantissimo. Oggi invece ne facciamo solo 10, arriviamo a Sondrio e riposiamo. Ieri sera sono stato accolto da mamma Nadia e Alessandro, che sono stati carinissimi, dolcissimi. Lei mi ha cucinato i pizzoccheri tipici della Valtellina, buonissimi, e ho anche mangiato un sacco di formaggi diversi e di bresaole, una in particolare la Sfinzega, se non sbaglio, buonissima. Come si dice in valtellinese sono buoni? Le boom. Adesso facciamo la strada panoramica che mi ha consigliato mamma Nadia, che è una strada provinciale, quindi non è proprio fuori dal traffico, però non è la statale e passa sopra la vallata, mostrando tutte le sue bellezze. Grazie di tutto. Ciao. Sono già arrivato a Sondrio, sono appena alle 10 del mattino. Una persona ha voluto ospitarmi in maniera particolare, diversa dal solito, ovvero ha voluto prenotare una stanza con Airbnb per me, sapendo che mi sarei fermato qua, e perché non era del posto, però voleva in qualche modo darmi una mano, sapendo che negli ultimi giorni ho camminato tantissimo e anche sotto la pioggia. Quindi passerò la giornata a risolvere un problema, che è quello della memoria del telefono, perché si sta quasi esaurendo e quindi devo terminare tutti i video che ho diciamo da fare, soprattutto per YouTube, che non riesco mai a editarli, ed eliminarli dal telefono, spostarli sulla mia chiavetta, e quindi mi sa che passerò l'intera giornata a fare editing. Ciao raga! Ciao. 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 Ah, cosa ci fai qua? È da 3 ore che sto qua ad aspettare. Così, vai. Signora parrucchiera? Parrucchiera? Niente, Nazario è già appena arrivato e mi ha già convinto ad andare a tagliare i capelli. Adesso andiamo dalle parrucchiere qua di fronte e facciamo una bella rasatura. Mi ripeti il nome? Sorina. Simone è preoccupato. Tantissimo. Vado dalla parrucchiera da mille anni, mi taglio sempre da solo ormai. E infatti vedrai che la linea non è precisa, perché dietro soprattutto non riesco. Posso farti io questa parte qua all'inizio, sì? Sì. Simo, te la taglio io. Deve restare così, È Simo. rilassantissimo. Poi ho un'altra richiesta che non so. Se mi fai una treccia dopo. L'unico problema è che così mi si vedono le orecchie sventola. Sì, perché cambia tanto, vero? Vero? L'ho fatto una volta a una compagna delle superiori, non mi ha parlato per 3 mesi. Ecco qua. Dai, sembri proprio un piccolo vichingo. Un piccolo Ignazio. cavallo. Ma sai che forse mi piace anche così? No. No? Va bene? Grazie. Grazie a te. Grazie a voi.
Ma non te lo scrivono mai. Ecco, questa è la nostra stanza, che prima mi ero dimenticato di mostrarlo. Qui c'è Nazario che Ciao. fa il suo lavoro. E adesso vi porto a vedere, qua c'è il cappello di paglia di Ruffi ormai. E qui, tac. Oggi frittatina. Mi sa che ho preso poche patate però.